Buona giornata, bentrovati, eccoci all'appuntamento con l'angolo sportivo attraverso la nostra web tv www.venetoglobe.com che manda in onda in modalità on demand tutti i nostri risultati, tutte le nostre interviste, i nostri reportage, mentre ogni sera 19:40 circa su canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia siamo in onda su Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia che potete vedere e scoprire e guardare anche in tutta l'Emilia Romagna e in tutte le Marche. Andiamo a vedere subito che cosa ci racconta oggi lo sport a livello internazionale e nazionale, nonché naturalmente le nostre pagine locali. Oggi sarebbe, e uso il condizionale, la giornata dell'Imoco Volley Conegliano, ne parliamo poi nel corso del nostro giornale dedicato allo sport. Perché? Perché mentre stiamo parlando le coneglianesi stanno giocando ad Istanbul una partita importantissima che potrebbe spalancare le porte per la finale di Berlino. Ne accenniamo poi. Iniziamo invece con il calcio perché iniziano i quarti di Champions per il calcio per l'appunto. Questa sera vanno in campo Tottenham, Manchester United e Liverpool Porto. Domani sera invece toccherà alla Juventus che andrà a giocare in Olanda contro l'Ajax e dovrebbe ripescare, almeno così sembra, CR7, ovvero Cristiano Ronaldo dovrebbe essere della partita. Cristiano Ronaldo, lo ricordo, era rimasto infortunato una quindicina di giorni fa, ha lavorato duro, molto duro per essere presente a questa partita, che è una partita importante per la Juventus che potrebbe spalancare porte fondamentali e necessarie per il futuro della stagione e il futuro in Champions. L'altra gara domani sera sarà Manchester United-Barcellona. Sempre per quanto riguarda il calcio, ieri sera chiusa la giornata che si è allungata a mo' di spezzatino, come viene chiamato. Si è giocato Bologna-Chievo, l'ultima gara, Bologna batte Chievo 3-0, vittoria della formazione di Mihajlovic, vittoria importantissima, 3 punti salvezza per i felsinei. Il Chievo invece è quasi purtroppo in Serie B, c'è la questione plusvalenze per il presidente Campedelli che è indagato in queste ore, in queste giornate. Sono plusvalenze, i soliti giochi che non sono più permessi, giustamente, anche perché poi a rimetterci non sono soltanto le società, ma anche diversi giocatori inguaiati poi e capitati dentro queste plusvalenze maggioritarie. Si ricomincia a sabato anche con Spal-Juventus per quanto riguarda la Serie A, Roma-Udinese e poi in serata la partitissima Milan-Lazio che riveste maggiore importanza per il Milan di Rino Gattuso. Andiamo in Serie B, la B in campo con Palermo-Verona ieri sera, un Palermo che ha battuto il Verona per 1-0 e la classifica vede Brescia e Lecce sempre avanti a tutti con Verona e Cittadella che sperano nei play-off, mentre il Venezia di Serse Cosmi vuole salvarsi a tutti i costi, cerca di salvarsi a tutti i costi, mentre il Padova di Centurioni sembra essere in grosse difficoltà in fondo alla classifica. Questo per quanto riguardava la Serie B. In Serie C il prossimo turno è fissato con Triestina Fermana, Lanerossi Vicenza Gubbio, Pordenone Teramo e Virtus Verona a Ravenna, con il Pordenone che ha un leggero vantaggio, diciamo leggero insomma, sulla Triestina. E adesso la Serie D, si parla più che altro in queste ore, in queste giornate della morte prematura di Marzio Brombal, presidente del Montebelluna, che andando a vedere la partita del figlio nella mattinata di domenica si è sentito male e poi purtroppo è deceduto per un infarto cardiaco. Si parla anche di aneurisma che avrebbe potuto colpire il 71enne presidente appunto Marzio Brombal del Montebelluna. È un Montebelluna che ha giocato ugualmente, ha anche vinto la sua gara, adesso si cercherà naturalmente di far luce, di capire come poter andare avanti in questa società, una cosa che sta facendo anche in queste ore il calcio conegliano, visto la morte del proprio presidente una settimana fa, appunto Dario Dallanese.
Lasciamo la Serie D, funestata da questi incidenti, e passiamo all'eccellenza. Siamo nel girone B, dove abbiamo seguito domenica scorsa la gara tra Eclisse Carini Pievigina e Giorgione. Si è giocato al D'Agostin di Pieve di Soligo, ha vinto il Giorgione, la squadra esterna, che ha espugnato il campo dell'Eclisse. E allora andiamo proprio a sentire e a parlare con il tecnico del Giorgione, Perrone, eccolo. I ragazzi hanno interpretato bene la gara, ma sono settimane che siamo in miglioramento, abbiamo recuperato qualche giocatore. Il ragazzino 2001 che ci avevano fermato per problemi cardiaci, per cui niente, sapevamo di poter venire qua a giocarci questa gara, l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Ho chiesto ai ragazzi di finire bene questo campionato, dove ci è successo un po' di tutto, perché altrimenti probabilmente saremmo stati un po' più protagonisti. Il ragazzino di cui parlava il 2001 è Fassina? Sì, Fassina, Filippo. In telecronaca ho detto che se aumenta un po' di statura e riesce a mettere un po' di peso, questo giocatore quando ti punta ti fa male. Questo è un ragazzo che ha grandi qualità. All'inizio lo stavamo centellinando e stava crescendo molto. Purtroppo ha avuto questo problema che però ha risolto completamente e ci torna molto utile per questo finale, perché lì diciamo che in attacco abbiamo avuto i maggiori problemi. Oggi tra l'altro senza Morbioli, che era squalificato. Sì, oggi senza Morbioli, però questo è un gruppo che sa far quando manca qualcuno, e nelle difficoltà ha dovuto fare tutta la stagione, per cui si è cementato e hanno dimostrato di essere squadra, e quindi sono contento soprattutto per loro, perché meritano di finire il campionato in una posizione un po' meno anonima. Ha detto lei, state già pensando al prossimo campionato o finite questo intanto e vediamo? No, finiamo questo, adesso abbiamo le ultime 2 partite dove noi riposiamo il prossimo turno, per cui adesso abbiamo queste 2 partite per finire bene una stagione nata con un sacco di problemi, e poi penseremo alla stagione prossima. Perrone per continuare. Ma io mi trovo bene, devo essere sincero, in questo ambiente mi trovo bene, mi lasciano lavorare con grande tranquillità. Con poco secondo me questa squadra si può migliorare molto, e se mi ascolteranno vedremo cosa si potrà fare. Bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Insomma, a meno che non succedano grandi stravolgimenti, pensiamo che Carlo Perrone sarà anche per il prossimo anno l'allenatore del Giorgione. Ha fatto bene, sta facendo bene, come avete sentito, sta lavorando in tranquillità in un ambiente sereno. Andiamo in casa Eclisse Carini Pievigina, dove la situazione e l'allegria domenica era sparita quasi completamente, insomma, se non completamente del tutto, proprio per il fatto che c'è stato questo finale di campionato disastroso, con parecchie sconfitte che hanno, dopo aver saputo e visto che non avrebbero raggiunto i play-off, la squadra si è un pochino sciolta, cosa che non è piaciuta alla dirigenza, al pubblico e nemmeno a Stefano Della Bella, che è ai nostri microfoni. Sì, abbiamo avuto il 90esimo, 2 buone occasioni, la prima soprattutto. Anche il primo tempo secondo me ha fatto una buona parata sulla punizione deviata. È vero che abbiamo avuto anche loro un'occasione, che è stato bravo Sartorello su un corner, una punizione laterale. Secondo me 2 o 3 volte, 2 o 3 circostanze potevamo fargli male il primo tempo soprattutto. Dopo abbiamo preso gol subito all'inizio, ci siamo un po' innervositi, la buttavamo di più, e là dopo le paure, il momento e così abbiamo avuto un po' gli ultimi assalti come reazione finale. Lo so che è un periodiaccio, però dobbiamo alzare la testa e cercare di finire nella maniera migliore questo campionato. Dispiace perché sinceramente avevamo concesso quella ripartenza là, non tanto altro, e dunque purtroppo siamo qua a parlare di un'altra sconfitta. Quindi questo finale che chiaramente non ti soddisfa, adesso c'è da andare a chiudere, c'è questo derby con il QDP, poi ci arriva il Mestre, insomma non è che avete delle squadre facili. No, ma infatti lo sapevamo, spiace perché in certe circostanze, cioè le ultime partite, abbiamo sbagliato forse Tombolo in casa o il primo tempo, la prima mezz'ora col Vittorio. Le altre sì, anche Annuale ce la siamo giocata, e sì, oggi ce la siamo giocata anche oggi. Logico che gli episodi, certe volte che magari prima ci andavano a favore,
adesso non riusciamo noi a portarceli a nostro favore. Ho visto che hai fatto giocare fin dall'inizio De Faveri, cos'era, per una prova oppure perché... Così si stava anche, si sta allenando bene, dunque non è quello il problema. E ha fatto quello che doveva fare cercando di dare tutto, ma credo che tutti quanti abbiano fatto questo e dunque non posso dire niente. È logico che ci vuole un po' più attenzione, un po' più di attenzione dietro, un po' più di cattiveria di più per andare a far gol. Quando prima magari ce l'avevamo, adesso magari questo viene a mancare. Vabbè, in bocca al lupo per il gran finale. Grazie a voi. Questo Stefano Della Bella, come avete sentito, insomma, l'umore non era dei migliori. Allora, Perrone e Stefano Della Bella, due allenatori che insomma avevano poco da dire in queste partite e in questo finale di campionato, se non altro, insomma, finire bene, questo aveva chiesto Della Bella, mentre il campionato vede Luparense che festeggerà sicuramente domenica prossima in casa il campionato che andrà a vincere, gli altri si accontenteranno, o quasi, insomma, di play-off, ma la lotta infuocata in questo girone, in questo campionato, è sicuramente per la retrocessione e per i play-out, mentre nel campionato di promozione festeggia, lo ha fatto domenica scorsa, il Portogruaro sul campo del Prodeco Montello, dove è andata a vincere per 2-1 e allora la formazione di Portogruaro si laurea campione e passerà e giocherà il prossimo anno in eccellenza. Anche qui Prodeco Montello che dovrebbe andare ai play-off e quindi vedere di continuare il buon campionato fatto fin qui. Domani sera, sempre per quanto riguarda l'ambito calcistico, domani sera si disputerà sul neutro di Falzè di Trevignano, nel Trevigiano, la finale del Trofeo Veneto di seconda categoria tra Refrontolo e Virtus Agredo. Intanto adesso apriamo la pausa e la parte dedicata al basket. L'ex trevigiano Davide Moretti, di cui parlavamo ieri, in finale NCAA dei college americani, dopo aver avuto il riconoscimento scolastico, ha perso questa notte intorno alle 3:20 ora italiana contro Virginia, nonostante una sua personalissima grande gara anche in questa finale. Quindi secondo, insomma, Davide Moretti deve accontentarsi dopo uno splendido campionato americano in NCAA. TVB Basket Treviso, De Longhi vincente a Ravenna contro l'Orassi per 81-64, il prossimo turno adesso sarà in trasferta ancora a Piacenza e si giocherà in anticipo sabato, così sarà anche per la vigilia di Pasqua, quindi si giocherà di sabato perché vedrà il ritorno al Palaverde della TVB contro Udine. Ponzano invece per la A2 femminile a Carugate si è sciolta complicandosi la vita per la salvezza, ha perso 72-61 e adesso Ponzano dovrà affrontare a Udine al Palacicogna di Ponzano proprio Udine, quindi staremo a vedere quello che dovrà cercare di fare, cioè tornare alla vittoria per la salvezza. Chi invece cerca punti e cerca vittorie per i playoff è la Ruker Samve di San Vendemiano, che al Palasystem di Sacon di San Vendemiano sabato sera affronta Crema. È la terzultima della classe. Marco Mian, sicuramente conoscendolo, avrà già chiesto ai suoi ragazzi il massimo impegno. E allora in apertura dicevamo che è la notte, la serata dell'Imoco Volley Conegliano, perché mentre vi stiamo parlando si sta giocando ad Istanbul contro il Fenerbahce la partita di ritorno dopo lo splendido 3-0 rifilato alle turche al Palaverde di Carità di Villorba, e allora basterà vincere 2 set, addirittura anche perdere 3-2 al tie break per spalancare la finale di Berlino il prossimo 18 maggio. La società coneglianese intanto per la corsa finale di campionato ha acquistato una 22enne, la 22enne argentina Elina Rodriguez, che va così a completare il roster per la volata scudetto, quindi la potranno usare soltanto per lo scudetto. Eccola qui la Rodriguez, che tra l'altro è anche una bella ragazza e quindi i tifosi sono doppiamente contenti per questo. Giocherà soltanto il campionato italiano, non può essere schierata nella Champions. Concludiamo
chiudiamo con Benetton Rugby, ormai si fa sul serio perché ritornati da Dublino dopo uno splendido pareggio 27-27 contro la capolista Leinster, adesso si cercano i punti decisivi per i play-off per rimanere nelle zone altissime di questa Pro 14. Venerdì sera ore 20 a Monigo arriva Monster, ne parleremo nelle prossime giornate. A tutti voi una buona giornata, una buona serata e la risentirci per domani. venetoglobe.com in modalità on demand per trovare tutti i nostri servizi, i nostri reportage e le nostre chiacchiere, mentre per quanto riguarda l'appuntamento su su Caffè TV24 ci ritrovate sul canale 95 ogni sera 19:40 in seconda serata nella nottata e nella prima parte della mattinata. A tutti voi, buona giornata.